Creando in Fiore è sesta edizione. Abbiamo iniziato anni fa solamente con delle proposte per il paese per far vedere i propri giardini dei nostri compaesani, insomma una gara per far vedere chi ha il giardino più bello, cioè non è proprio una gara, insomma è un confronto. L'angolo, il giardino, cioè non necessariamente insomma una cosa grande. L'abbiamo arricchito un po' nel tempo degli anni, ricavando qualche associazione di volontariato che sono venute a presentare i propri prodotti, le proprie attività. Quest'anno la cosa che siamo riusciti a fare quello è stato di dare degli spazi per degli artisti. Siamo stati un po' sorpresi perché si sono presentate 11 artiste, sono praticamente tutte di Cairano o paesi vicini, e la qualità che hanno portato in questa edizione è veramente importante, nel senso che ci sono veramente opere molto belle. L'intento iniziale qual era? Di chiamare delle artiste, dare la volontà dello spazio delle artiste che di solito non fanno esibizioni, cioè che non portano niente, che non ha per volontà propria, e un po' ci siamo riusciti perché più di una è la sua prima o massimo seconda presentazione delle proprie opere. Sono temi di vario genere, nel senso ho portato fiori, sì, ma anche quadri, dipinti, cioè tante cose diverse, opere. E la cosa sinceramente ci ha stupito molto e ci fa capire quanto in realtà è potente l'arte nel nostro territorio, che però non viene tante volte riportata. Basta, questa sera ci sarà la premiazione dei 4 migliori giardini secondo le varie categorie. Abbiamo 4 categorie: abbiamo la categoria social, chi ha preso più voti a livello social, abbiamo la categoria della giuria, cioè un gruppo di persone hanno scelto con una foto alla mano dell'organizzazione, secondo loro qual era l'angolo floreale più rappresentativo del momento, e voto dell'esperto, che l'esperto in questo caso era Nicoletta Bordin, floricoltura, che è anche la persona che ci ha anche regalato tutti i fiori quest'anno, una serie di cose. E dopo il premio Proloco. Il premio Proloco è stato scelto da Giuseppe Spagnol e abbiamo un'opera anche di Morris che viene regalata come premiazione, insomma, su questo. Allora, le collaborazioni, sicuramente una parte molto importante di Cairano in Fiore è la Laila Perin, che è un'organizzatrice molto, molto attiva, molto presente e rafforza molto anche con le sue conoscenze. Ci ha dato un grosso aiuto Matteo Danieli per quanto riguarda l'amministrazione. Abbiamo dei laboratori è fatto uno per adulti, uno per i più piccoli, uno per gli adulti è organizzato dalla Mara Gallina, e invece per le girandole per i bambini da Gioia Lombardi.